Repubblica Serenissima ci ricorda che questa Repubblica era aperta a molte culture. Essere aperti a molte culture non vuol dire essere sottomessi, vuol dire che le persone che vengono ospiti nel nostro Stato per lavorare o per turismo o altre cose avranno da rispettare le regole che sono imposte dal nostro Stato. La Polizia Veneta sarà quella che controllerà la sicurezza sul territorio attraverso il controllo delle persone e del territorio. Il sistema giudiziario veneto sarà di poche regole, con persone che le faranno applicare immediatamente a tutte le persone, non solo agli ospiti, ma anche ai veneti. Questa sicurezza è importante, non possiamo più affidarci a tutte le promesse che ci vengono fatte dai politici di destra e di sinistra che stanno cavalcando questo problema qua. È impossibile dare una soluzione alla sicurezza in questo stato attuale, mentre nel Veneto indipendente la sicurezza sarà fondamentale per tutte le persone, perché noi vogliamo che i nostri figli, i nostri genitori, i nostri anziani possano andare liberi per le strade senza il timore di essere rapinati o essere disturbati da persone che poi regolarmente vengono arrestate e lasciate libere da questo sistema giudiziario che ormai è al collasso.